Amici e amiche di Insieme, buonasera, bentrovati. Sorrido perché siamo contenti, grazie. Siamo contenti perché abbiamo ricominciato con Insieme. È stato un bellissimo inizio. Poi devo dire che ci sono stati anche due picchi di ascolto, mi piace dirlo. Uno è stato quando è arrivato il signor Litterio Scalisi che vuole aprire, signora, a televisione do paesi. Però, insomma, è sempre più convinto di farlo e sono sicuro che lo farà la prossima volta. Quindi quello è stato un momento di grandissimo ascolto. Un altro momento di grande ascolto è stato uno degli interventi di Loredana Errore, che ringrazio per la sua partecipazione. Quindi grazie Insieme e viva tutti gli ospiti di Insieme, grazie anche ad Andrea Barone, che ieri è stato splendido protagonista. Ma ha funzionato bene, come sempre, il nostro angolo musicale, dove già c'era una stella, che è quella di Marilisa, e adesso ne sta nascendo un'altra, che è quella del maestro. Allora, viva l'angolo musicale, Marilisa Pino, buonasera. Stella che si conferma. Grazie per il complimento, salvo, stella addirittura. Come no. E poi c'è, allora, Marilisa è la stella di Paternò, perché da lì viene... E lui è la stellina di Ramacca, il nostro Lucio Nicolosi, grazie. Devo dire che formano una grande coppia, complimenti. Grazie. No, voglio sapere da Lucio se stamattina al bar di Ramacca ti hanno offerto il caffè. Sì, qualcuno devo dire che mi ha fatto... Perché il grande Enzo Biaggi, che Dio lo abbia in gloria perché purtroppo non è più tra noi, diceva che la cosa bella del nostro mestiere è che non ti fanno pagare il caffè al bar, nel senso che ti riconoscono in TV e ti offrono il caffè, quindi è andata bene così. Benissimo. Per te, Vabbè. come dire, frotte di ammiratori. Vabbè, angolo musicale, Grazie. Marilisa e Lucio. Poi dopo, non oggi e neanche domani, parleremo di questo nome, Luccio, Luccio, Trota, Comunque pesce sembra un pesce spada. d'acqua Diciamo dolce. che c'è sempre un pesce di mezzo. L'anno scorso Pesce d'acqua dolce. Tonno. Brava, l'anno scorso c'era Tonna, quest'anno c'è Luccio, l'anno prossimo facciamo Sarago e siamo a posto. Vabbè. Allora, grazie. E ovviamente devo dire che ha riscosso un grande successo anche la mia nuova compagna di viaggio, che era già conosciuta dal pubblico di Antenna Sicilia per Sala Stampa, l'ha fatto questo programma qualche tempo fa, e per il festival. È con noi quest'anno ad Insieme e siamo molto contenti. Si chiama Diletta Leotta, eccola! Grazie Salvo. Buonasera Diletta! Grazie mille. Buonasera anche Buonasera a a te tutti. e ovviamente complimenti per tutti. Buonasera Salvo. Ciao. Buonasera Allora. meraviglioso pubblico della BC, buonasera. E qua ci vuole l'applauso, anzi scusatemi, Così, tanto per. scusatemi. Quando succede una cosa del genere deve partire un applauso, dovete fare, vi do un consiglio anche per gli spettacoli importanti, quando ci sono cose così belle bisogna fare partire un applauso strappandovi i capelli. È giusto visti a tia, Pippo, Li hai persi irrimediabilmente, Vabbè, ex sindaco di Vizzini, paese bellissimo, Verga, cavalleria rusticana. Vabbè, fate come potete, strappatene casomai un ciuffo all'amico vicino. No, sei tra due belle donne, non mi sembra il caso, no. Si è consumato. Da ieri c'è un ragazzo che ha i capelli giovanili, cioè questo ciuffo, Vabbè, ma è così, è bello anche così, beata gioventù. Va bene, come va? Bene, grazie. Poi oggi sono felicissima, sono venute anche due mie amiche a seguirmi. Ah, bene, come si chiamano? Le vuoi presentare? Cecilia e Angela, guardate che sono belle. Cecilia e Angela, beh, ormai facciamo la promozione, la pubblicità, ormai è così. No. Mettiamo anche in evidenza gli amici e le amiche. Vuoi presentare qualcuno, Marilisa? No, per il momento nessuno, vabbè. No, comunque è andata benissimo, È andata molto ho bene. avuto ottimi riscontri sia a Catania che anche dei miei amici che ci seguono dal canale 926 di Blu da Roma, e quindi li saluto anche stasera. Ecco, io mi scuso perché ieri il canale 926 ha avuto qualche piccolo problema, ma è dovuto al maltempo e anche al fatto che stiamo assestando questo difficile e problematico collegamento, perché la trasmissione parte da qui, passa da Palermo, poi a Chiana verso la Calabria, arriva in Toscana a Lucca e da lì parte per il mondo, quindi insomma qualche piccolo problema c'è, ma i nostri tecnici sono straordinari e presto vi faremo vedere un segnale perfetto. Allora, ci siamo pronti, adesso andiamo in pubblicità così il nostro regista Natale Zennaro e tutti i nostri straordinari tecnici preparano la trasmissione di oggi. Francesco Scimemi con i suoi giochi comici, peggio per voi che siete venuti a trovarci stasera perché ha bisogno del nostro pubblico, poi Massimo Spata con le sue riflessioni
riflessioni comiche ma anche serie, e quindi dopo il grande successo ottenuto ieri sera da Loredana Errore, stasera, signore e signori, ladies and gentlemen, i Modà, pubblicità. Piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Beh, restiamo, adesso non voglio insistere, ma restiamo sempre in tema ittico, nel senso che abbiamo parlato di pesci, c'era Tonna, c'è Luccio, avevamo Alice l'anno scorso, adesso siamo in alto mare, insomma abbiamo completato il giro, perfetto, vabbè, il nostro angolo musicale che tornerà protagonista tra un istante perché oggi toccherà a loro eseguire la sigla, però prima, da oggi voglio riprendere questa bella e sana abitudine di salutare il pubblico, nel senso che vediamo quanti e quali gruppi organizzati ci sono. Natale, facciamo girare il nostro braccio, il braccio di Giovanni Tomarchio, perché dalla provincia di Siracusa arriva il gruppo di Francofonte, applauso, viva Francofonte! Il gruppo di Michele Bacirca, grazie. Poi abbiamo un gruppo Zito, che arriva dalla provincia di Enna, per l'esattezza da Agira, viva Agira! Allora ci siamo, un'ora sola ti vorrei. Io vi voglio tutte le sere per un paio di ore, alle 21 e in replica a mezzanotte e 30 su Antenna Sicilia e alle 21:30 su Blu, canale 926. Oggi la sigla la interpretano Marilisa Pino e Lucio Nicolosi. Buon divertimento da Insieme. Vai Natale Gennaro! Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Io vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per me. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Io vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei, ma se non mi vuoi non è niente, sai, la vita mia per me. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia per
Grazie. Pino, grazie anche a Lucio Nicolosi. Allora, siamo pronti per cominciare, però sapete bene, insomma, che la vita è fatta di pagine belle e pagine meno belle. Purtroppo ci sono spesso anche degli amici che ci lasciano ed è giusto anche ricordarli, soprattutto quando si tratta di amici che appartengono o appartenevano al mondo dello spettacolo. Io stasera voglio fare due ricordi e voglio anche dedicare questa trasmissione a due artisti siciliani che purtroppo non ci sono più. Uno è Nico Marino, leader, componente dei Cavernicoli, insomma chi ha qualche anno in più si ricorda di questo gruppo storico del cabaret siciliano che devo dire ci ha regalato tante emozioni sino a qualche mese fa. Nico Marino, originario di Cefalù, è morto qualche settimana fa e io lo vorrei ricordare questa sera in una trasmissione che fa soprattutto del cabaret il suo motivo ispiratore. Nico Marino dei Cavernicoli. E poi devo dire che lui mi manca tanto perché il maestro Pregadio era un mio amico ed era un vostro amico perché era un personaggio molto simpatico, no? Questo direttore d'orchestra nato a Catania, lui viveva al Tondicello della Playa, là dove c'era il faro Biscari, dove c'è il faro Biscari, e veniva spesso e volentieri qui a Catania, era stato con noi proprio al Festival della canzone siciliana. Alla finale faceva parte della nostra giuria e devo dire che mi voleva molto bene Roberto, per cui io ero negli Stati Uniti quando lui è venuto a mancare e stasera proprio lo vogliamo ricordare, ricordandoci della corrida, ricordandoci di Corrado, un altro grande che non c'è più, ricordandoci di questo personaggio piccolino di statura ma con una grinta veramente straordinaria. Lui era stato con noi anche nel 2004, aveva suonato e diretto la sua orchestra. Riascoltiamolo e poi partiamo con insieme nel ricordo col nostro applauso di Roberto Pregadio. Eccolo. Buonasera il maestro Pregadio. Ad insieme. È un grande onore per noi averlo stasera dopo tanto tempo. Maestro. Adesso ci racconterai tante cose, vogliamo sapere tante cose, sin da quando sei... Devo dire tutto? Tutto quello che sai ce lo devi dire, ma siccome sei pronto con l'orchestra, che poi sarà completata anche da due voci, c'è un pianoforte, come si dice dalle tue parti, facci arrecriare, maestro. Devo parlare o devo suonare? No, suoniamo prima. Suoniamo? Facciamo un pezzo. Allora facciamo un pezzo che è Il pezzo, facciamola tutta sana, No, meglio cominciare con... Ah, si dice un pezzo. Sì, il pezzo che è Seguite il capo. Suivez les chefs. Hai capito? Le chef, il capo. Seguite il capo, sarei io in questo caso. Come no? Più Mi capo di te, mi maestro. Sì, l'orchestra è pronta, il maestro Pregadio, eccolo lì. Grazie.
Era un doveroso ricordo di un altro grande artista siciliano e catanese in questo caso, che ci mancherà molto, ma io ci credo che lassù in questo momento ci sia una bella televisione, no? Nel paradiso, immaginate, no? Corrado, poi Sandra Mondaini, Raimondo Vianello, tutti insieme, Tognazzi, tutti i grandi, no? Vittorio Gassman, che fanno spettacolo, Totò, il maestro Pregadio che dirige l'orchestra, immaginate quanto sarà bello poi fra 150 anni quando noi non vedremo più insieme ma vedremo questi spettacoli meravigliosi. Roberto Pregadio, dovunque ti trovi, ricordati sempre che ti vogliamo bene. Allora, eccoci, sì, arriva senza presentazione. Mi fa piacere questa cosa che hai detto del teleparadiso. Ah, che bellissimo. Come erano i funghi? Buoni. Vabbè, Diletta, Io no, vi no, lascio. se vuoi puoi stare. Posso Marisa salutare? pure. No, no, Buonasera! Francesco buonasera. Cinelli, così, ecco, questo a Teleparadiso non potrebbe succedere, No, anche perché lui a Teleparadiso non potrebbe entrare completamente. Io preferisco l'inferno per Esatto, la compagnia. più che altro. perfetto, bene. Senti, volevo dirti, sei un bell'uomo però. Grazie, Ho saputo... caro Razio Grillo, è una bella serata. Mio fratello. È anche mio. Senti, Siamo- ti volevo dire, io volevo provare Sì. questa cosa che... Che cosa? No, questo fatto del giornale, perché tutti i maghi fanno sto gioco qua. Quale? Questo del giornale che tu lo strappi e lo strappi. Io normalmente il giornale lo leggo. Senti questa notizia. Sì. Un padre, al figlio a Napoli. A Napoli, sì. Guarda, prima qui era tutta Campania. Campania. Sì. Sì, no, È piaciuta però, È piaciuta, sì, vedo che la reazione No, è bella. no, è piaciuta, Sì, no, devo dire è piaciuta. Buonanotte, vabbè, Buonanotte, danne Senti, un'altra notizia. Andiamo a vedere perché vedo dei ditteri che sono completamente... che ditteri? Esseri umani sono, quale ditteri? Buonasera. Come va? Niente, non è vivo. non è vivo. No, vivo, si è mosso, ha dato Si è un- mosso? Però Sì. è un sagomato. È un secondo me. sagomato, sì, va bene, che noi utilizziamo. Comunque ti dicevo, Sì, Salvo, allora, che sì. tu strappi questo giornale, Sì, questo sì. giornale così, Sì. tutto, è così. Bene, Io non lo so fare. dicevo, sto gioco. normalmente il giornale io lo leggo, anzi sto molto attento a non stropicciarlo troppo, non so se lo fate anche voi, perché mi piace il giornale senti, ordinato. Qua sì. si parla di te con Ruby, eh? Non la conosco, guarda, stai tranquillo. No, sei suo padre, io so. Ah, vabbè, forse, non lo so, no, vabbè, E lasciamo senti, stare. sì. Come dunque, si chiude, come si... Non lo so, che cosa vuoi? io no, ci provo. Ma perché povero giornale? Noi abbiamo il giornale La Sicilia, no? Sì. E che fa, ti tocchi? No, Volta no, no. mi... È la 17ª stagione, Sì, capite appunto, tutti infatti, sì, che quindi è meglio prepararsi. Sì. E quindi com'è? Così? Che stai facendo? Non lo so se... Natale, questo non era neanche previsto, dimmi. E tu, così... Non ci credo. È folle! È riuscito! Allora, Attenzione, diamo voce alle minoranze. No, vabbè. disgraziato. È folle ma è bravo, Allora, se vi dovesse capitare di La rosa. No, la rosa nel senso buono del nel termine. senso del buono termine del termine. ampio. Esatto. Vedi, Ma caro, come annaffi la rosa? Come cioè, da solo? ognuno sa come cura il proprio giardino, È no? vero, è Esatto, vero. ognuno ha il proprio giardino. Guardate che se applaudite scendo. Lo fa. Lo fa. Io lo ci fa. sto. Vabbè. sto. Allora, Posso farti vedere una cosa? Perché perdonami, perché Sì. questo mi aiuta molto, scusa. sì. Che? Ma che stai facendo? È una cosa, Ma si la- fa con qualsiasi parte del corpo. Sì. Allora... Vabbè, va. Scusami, avanti. ma perché questo inizio così? Così, hard. Questo inizio, del resto Hard. i tempi sono... I tempi sono questi, ormai l'etica è morta. È morto. E quindi anche Va- noi. Allora, ti aspetto tra un po' per il gioco. Ok, puoi Vuoi andare. già No, io vado quindi. Tu Ah, vai- pensavo andasse- no, io resto. Vuoi tu vuoi rimani, condurre tu? quindi No, io mi applaudo e vado via. no? Esatto, vuoi cominciare a vedere? Fermi. Vuoi cominciare a vedere se tra il pubblico c'è qualche soggetto? Mi metti la 3 per favore, perché Sì. per questa è utile la 3. Perché voi dovete sapere che diventerete protagonisti dei suoi giochi tra un po', sì. Fammelo vedere. Guarda, controlla. Vedi se ci sono delle onde magnetiche. Lui è il vice sindaco, lascialo stare. Lascia stare il vice sindaco. Tu C'è hai l'arresto. un'attrazione per i politici. Lo so, c'è l'arresto per... Lascialo stare, il vice sindaco deve tornare domani in comune. vabbè, ma non è che se ci Vai torna... avanti, vado lascialo avanti. stare. Sindaco, Vado avanza avanti. 1 chilo di lenticchie di Villalba. Però secondo me, ti posso Sì, dire una cosa, sì. non per male. Lo so,
come physique, Sì. il vice sindaco potrebbe essere utile per fare il medium, eh? Prendiamone atto, ma lasciamolo stare. Vabbè, comunque io credo, Tu credi io credo che ci che sia... Il sagomato? Sì. Il sagomato, vabbè. Ma no, ma l'ho visto tanto. Vabbè, allora- Guarda, noi siamo di qua, lui guarda di là, vedi? Sì. Guarda. Ma lui, Buonasera. lui guarda Buonasera. di là perché voleva No, sfuggirti. No, io saluto, la volevo salutare. Solo salutare, non... Scusi, Il eravamo- saluto, insomma, è... Ecco, è d'angelo, come si dice. va bene. Vabbè, D'accordo. io direi, qua questo si è petteato col paraflu. Vabbè, a posto, va. Ci vediamo dopo, Sì, Francesco ciao, va, Scimemi. ciao. Allora, sta per arrivare Massimo Spata, che tra un po' ci racconterà degli ultimi fatti di cronaca, perché poi la cronaca ispira moltissimo i nostri cabarettisti. E come vi dicevo già ieri, lo abbiamo fatto altre volte ad inizio di stagione, adesso partiamo con una sfilata di costumi da bagno. Qualcuno dirà, ma che ci azzeccano i costumi da bagno a novembre? Diciamo che una motivazione c'è. Noi tutti, soprattutto quelli che viviamo in Sicilia, cioè quelli più insulari, che amano il mare, amiamo l'estate, e insieme arriva tra un'estate e l'altra. Allora noi già sogniamo e agogniamo la prossima estate, quando finiremo con Insieme e gireremo per le piazze, e allora queste 6 belle fanciulle hanno preparato questi due momenti di moda con questi costumi da bagno bellissimi. Sogniamo un po' l'estate, accompagniamo questa sfilata con un pezzo che si intitola Un'estate fa, scritta dal grande Franco Califano, Marilisa Pino, Lucio Nicolosi e le nostre indossatrici, aspettando l'estate. Vai, Natale Zennaro. Prego, applauso. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole, l'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco. Torno a casa mia e torni pure tu, sono cose che succedono. Un'estate fa che mi regalerà un autunno malinconico senza te. L'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco. L'autostrada e l'ama ci dividerà, la mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco. Un'estate fa. Un'estate fa, ra-ri-ra-ra-ra-ra. Canto che mi passa, diceva qualcuno, no? Vieni, vieni. Sì. Dove hai trascorso l'ultima estate? Qui, ma guarda, ho girato un po' l'Italia. L'Italia e sono stata anche a Formentera, carina. Ah, bene, quindi Formentera in Spagna. E anche in Russia, quindi ho girato. Sì, perché noi ci a cercare un freddo estate, ma a Russia invece... No, ad agosto sì, un po', però mi sono ripresa, sinceramente. Dimmi domandami dove ho passato la mia estate? Tu dove sei stato? A Cizza. Ad Acitrezza, Beh, io ad Acitrezza là
sverno, sto sempre lì, e poi un giro per la Sicilia, sono stato anche a Villalba, insomma in tutti i paesi meravigliosi della nostra isola. E hai visto che c'è seduto lì un nostro amico, non so perché si sia accomodato là, Massimo Spada, perché ti sei seduto? No, resta, perché ti sei seduto tra il pubblico? Me lo dici per favore? Perché che siccome mancavano le sedie sul palco, che siamo in periodo di crisi. No, non volevi dire, guarda, che noi siamo in periodo di crisi, purtroppo è vero, lo sappiamo tutti, perché le tasche degli italiani e dei siciliani soprattutto piangono. Però 4 seggi l'avemo, insomma, almeno quello. Detto, assiste tu nel tuo posto. Sì. Mi hanno affittato questo maglioncino che è un vero finto falso. No, scusa, è vero, finto o falso? Perché non si capisce. È un vero finto falso, Murphy and Nye. Ah, vabbè. Poi ho un pantaloncino di velluto nero che è bellissimo, perché il velluto è il tessuto nazionale per i siciliani, non lo usiamo sempre come la bandiera italiana. Sì, è vero. Perché con velluto sei elegante, ci zappa a terra. Quindi può essere utilizzato anche per questo. Sì, è vero. A giacchetta di velluto. In qualunque occasione. Devo dire che i nostri contadini lo usavano e lo usano molto. Anche la coppola di velluto ha un suo significato. Di velluto. E siccome io porto i colori della Sicilia, anche il pantaloncino è di velluto. Ho capito, quindi anche la mutanda è di velluto, ma non la faccio vedere. Ma non ci interessa. Devo dire però una cosa, se proprio vogliamo soffermarci sull'argomento, la mutanda di velluto è pesantina, No, però perché tiene particolarmente caldo, poi è fastidiosa. Tiene caldo, ma poi rilassa, è comoda. Cioè, scusami, tu pensi che il calore rilassa? Non capisco. Certo, perché alla mia età, con un freddo mi piglia l'ossa. Sì. Siccome io ho l'osso, lasciamo cambiare argomento. Vabbè, senti. Allora uso la mutanda di velluto. Vabbè, sei pronto per intervenire? Perché siccome ti ho visto comodamente seduto lì, dico non lo disturbo, no? No, siccome vedo amici, c'è questo ex sindaco di Vizzini, come che no? io lo conosco molto bene. Pippo Livolti, E gli volevo chiedere, ma ora che partito sì? PDL. Vabbè. No, perché non si capiva più questo PDL. Perché quando ne gustava la cucina di Fini... Noi ancora lo dobbiamo scoprire. Lui l'ha pagata 4.500 euro, questo si sa. L'hanno fotografata a Monte Carlo, ma quando ne accostare a Niagara non si sa ancora, perché ora io le alleanze politiche le farei solo con le rime. Cioè, fanne una e poi ci fermiamo e poi riprendiamo. Santanché con Miccichè. Sì. Vabbè. Maroni e Berlusconi, solo che qui rime ne possiamo fare assai. Tante che non ci interessano, rispettando tutti. Fini lo vedrei con Casini. Fa rima sicuramente, sì. Infatti, vedi. E poi, che va a dire, una cosa che ci tengo a chiedervi veramente è come state. Con tutto su budello che c'è, come vi sentite, come state? Bene. Vabbè, allora facciamo una cosa, Massimo, vieni qua. Sì. Su questa domanda ci fermiamo. Mi chiedono la linea dalla regia, andiamo in pubblicità e poi vediamo davvero come sta il nostro pubblico. Perché il nostro pubblico chiaramente è un campione del grande pubblico siciliano. Ma vedo che non si fa mancare niente, signor Loro. Lei è come Berlusconi, ogni anno ne cangia uno. E allora no. Perché io non la conoscevo. Non mi piace dire ne cambio una perché sono ragazze, sono donne e quindi non mi piace. Comunque piacere mio di conoscere. Sì, io ne cambio una ogni 2 anni. Diciamo allora, come state? Ce lo direte tra un po', rispondendo alle domande di Massimo Spada. Applauso e pubblicità. Sister, go, sister, flow, sister. She said, hello, dog, you wanna give it a go? Itty, yeah, yeah, da, da. Itty, yeah, yeah, he. Walking chocolate, yeah, yeah. Creole mamma. Voulez-vous coucher avec moi? Sessuale, se no
Se no, non si capisce. No, non solo non si capisce, altrimenti l'invito è per tutte le 24 ore. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir, perché la signora dice solo stasera, poi domani... E un altro giorno si vedrà. Erano Lady Marmalade di qualche anno fa. Marmalade. Allora, grazie al nostro angolo musicale. Dicevi, come state? Come state? No, ma poi dico, come state in questo clima dove non si capisce niente, cioè questa meta turistica sessuale richiesta da tutti che è Palazzo Grazioli, no? No, le mete sessuali erano altre. A Giamaica prima, dove ora gli italiani non devono andare, per favore. Tutti vogliono andare a Palazzo Grazioli. E Marchionne chiude le sedi Fiat in Italia, mentre la Ford ha investito in Puglia. Ma che c'è? Perché? Perché ha aperto 3 stabilimenti Di che cosa? solo escort. Che è un vecchio modello Ford. Qua l'applauso ci sta, perché è sottile. È sottile. È sottile. Devo anche dire la Ford Escort che le donne siciliane ci hanno fatto una gran figura, perché escort siciliano non ne hanno trovato. Ne altri futtiamo per piacere. E basta. Vabbè, questo il sindaco ha fatto partire l'applauso, vuol dire che è d'accordo. E poi? E poi niente, a me si idea di Brunetta che l'hanno pescato con le mani nella marmellata. Non si sa. Dico che è tanto. Il militare l'ha fatto nei soldatini, in Playmobil. Veramente, nei Playmobil. Sì, lo ricordo i Playmobil. E comunque durante la notte il cavaliere sentiva che nell'altra stanza dove c'era Brunetta si sentiva tutta la notte Hoppla! Hoppla! L'indomani il cavaliere ci disse: ti sei divertito, eh? L'hai trattata come una cavallina. E la escort ci disse: quale cavallina? Cercava a chianare, non ho letto, picchiava a rincorsi e faceva Ministro Brunetta, noi ci dissociamo, ecco, io mi dissocio, non lo so, mi dissocio, prego. No, vabbè. La satira è satira, mi dissocio, ma la satira è satira, vai. E poi mi interessava sapere come state, veramente, come state. Cioè, tutto su, state bene, a casa, tutto a posto, sicuro? No, perché ormai il come stai si usa come forma di, così, insomma, cioè, uno domanda come stai e cambia discorso, perché si scambia la risposta. Perché poi noi siciliani camminiamo con il CK completo gli ultimi 3 mesi, no? Per contare disgrazie siamo numero 1. O pronto soccorso c'è i signori, dice: signora, lei perché è qua? Sapesse, signora mia, c'ho un timone, io non lui. Cioè, c'è la gara a costare peggio, non è che... E quindi come stai? Cioè, lo abbiamo ereditato dagli inglesi, il come stai, così, in forma che per me gli inglesi sono barbari. Perché un popolo che guida a destra, che sconosce l'uso del bidet, per me sono barbari. Vabbè, è anche Sulla vero... seconda sono d'accordo. No. Perché? Dico, è anche vero che la patria di Shakespeare, di Lord Byron, perché? Che poi Shakespeare ce l'hanno fregato perché è messinese in realtà Shakespeare, però si sono attribuiti la paternità a loro. Però pure se la patria di Lord Byron e Shakespeare sempre barbari sono, perché è pure la patria di Carla e Camilla, non è che... Ah, ma scusate, il primo matrimonio gay della storia. Ma perché? Che c'entra? Perché Camilla femmina è... Ma che c'entra? Ma dai! Ma evidentemente... Ma evidentemente qualcosa di particolare Camilla l'avrà, no? Tu lo sai che io sono un appassionato di cavalli. Sì, lo so, come no. Io ho avuto tanti cavalli nella mia vita, ma uno brutto come a Camilla, mai. Ma no. Cioè, e poi non è che Carlo sia una bellezza, Carlo d'Inghilterra. Con da orecchi cavalli Spock. E quindi come stai, capite che ci tengo io invece a sapere come state, anche perché noi siciliani quando ci chiediamo come stai, ma sai che sono venuti una coppia di inglesi, che non conoscono il bidet in un albergo e Vittorio bidet italiano ci venuti. E la signora ci dice: scusa, cos'è al marito? Cos'è? E il marito ci dice: sarà la vasca da bagno di Brunetta. Ma col ministro ce l'hai stasera, vabbè. Mi piace perché è Nico, però se non ne hai visto. No, è uno che... È tosto. È tosto, sì. Allora, prego. Allora, noi, quando noi ci chiediamo come stai in Sicilia, la risposta è sempre una. Ma come a Siria? Grazie.
In questo caso ci è compreso dal semplice raffreddore, mi hanno già piantato cuore, polmone, fegato e mirzo, e comunque sogno lo stesso. Poi ci sono queste trasmissioni televisive che hanno un successo incredibile, noi siamo tutti medici in pectore, accattiamo l'enciclopedia medica, infatti non si spiegherebbe il successo che hanno queste trasmissioni, Dottor House, Medical Investigation, Dottor House, poveriti. Certo, sicuramente. Chi è? Ci fosse pure un aiuto a Riggio. ma dico al di là... Al di là... Un po' emaciato un po' cagionevole, sì, al di là di questo, un nesto ospedale un travaglio Dottor House. Cioè arrivano moribondi, arriva il Dottor House, fateci un attack trick computerizzata, con PET, e i risultati li voglio entro 2 minuti. Ma non saranno pronti prima di domani. Ho detto 2 minuti in che ci arrivano i risultati. E poi fategli questo esame citologico, andate a smembrare il nucleo della cellula, perché mi interessa sapere, questo richiede 48 ore, ce lo voglio in 3 ore. In 3 ore ha un risultato. C'è uno che se no ha a domandare di prenotare una visita oculistica. Ci fa male l'occhio, dice giubileo del 2020. Cioè, si va da giubileo a giubileo, ho capito. Allora 2025 per essere esatti. A uno ci arrivò un permesso finalmente di poter fare l'ecografia che già aveva muruto, mischino. E era sottoterra. Quindi capite che come stai è una cosa importante. Poi noi la medicina la intendiamo come la sentiamo, perché noi, cioè, l'ulcera non esiste in Sicilia, noi l'abbiamo battezzata lucciola. Non esiste lucciola, è lucciola. Così come gli analisi sono maschili e la diabete è femminile. Così come a uno ci ha preso un X. Cioè perché pareggio. Ma noi abbiamo un modo tutto nostro, è vero. La diabete è così. Sì. La diabeta. La diabeta, vero? La diabeta. L'X, vero. Tanto è vero che quando ci domandano, come si come siamo? Figli, gli analisi, mi trovate i piastrelli in sangue. Dico, fottedina, a me mi trovate al parco, vuol dire che sono di lusso. Poi un altro dicendo, come si siamo? Mi montarono uno spinnaker in cuore. Che farà la Coppa America? No, perché mi hanno trovato le arterie ottuse. Sì, le mie sono di larghe vedute e prevedono anche i matrimoni gay, fottedini. Ma la più bella è quella che viviamo nel quotidiano. Perché cioè, se passa questa legge di Bossi di reintrodurre il dialetto nelle scuole come lingua, no? Noi abbiamo risolto 2 problemi. Il primo, la disoccupazione, perché di siciliano siamo tutti professori, resero la laurea ad honorem. I baschi casomai l'avevamo con l'italiano, ma col siciliano problemi non ce ne sono mai stati. Tanto è vero che fatto vero, ve lo racconto perché è vero, perché è successo 2 giorni fa. Ci sono state 2 signore anziane, una di 75 e una di 77 anni. Dovevano essere operate, una delle 2 sorelle, una doveva essere operata per il tunnel carpale. E voi sapete che prima di fare un intervento dovete firmare la liberatoria, no? Perché ormai i medici non rischiano, vi piace a firmare la liberatoria. La signora era analfabeta. E allora il medico ci ha detto, non si preoccupi, ci metto una X e non c'è problema. E chi non mi schiena, ci mise X. Alla sorella ci disse, anche lei, 77 anni, analfabeta, ci deve mettere una X anche lei. E da me ci mise una O. E chi ci disse, ma come mai la O? E che mi chiama? Il sistema Soro. Ma questi sono... Allora, questo è successo veramente alla clinica Battelli.
Mio cugino è un chirurgo della mano, lui mi è Come no? testimone, mi Conosco. telefonavo per contare a Millo che c'erano ancora infermieri su tutte le tavole operatorie che arrivavano che là. Perché quando la realtà supera la barzelletta, perché ci sono volte in cui la realtà supera, la signora l'ha capita ora e io sono contento, perché Ma l'ha capita... l'importante è che nella vita uno ci arriva, poi come ci arriva non si sa. Sì, la Magari X si chiamava Giussi, magari, e la O si chiamava Filippina. Esatto. Ah, No, scherziamo. però eh? no, non scherziamo, sono fatti veri. A San Giovanni la Punta c'era un tabacchino famoso che ha allargato l'attività, o anziché solo sigarette si è messo a vendere anche altro. È entrato un signore fumando con la sigaretta e ci disse un pacchetto di sigarette e chi gli disse egregio signore, ma non l'ha visto tanto di cartello vietato fumare, e lei già si fumano. Che può dire domani? Lei vino sigarette e mi fa la paternale, su e picchissimo vino magari i profilattici, non è che la gente già si fotte. Diciamo che il ragionamento ci sta. Esatto, io sono contento, io ho visto, c'è un trio lì che mi piace molto, saluto i cittadini di Villalba. No, volevo dire, dico poi, la domanda vera oggi a Vissassiri non come stai, ma ancora vivo sì, perché con tutti i malalli che c'è sua, ma stare attenti. Ve lo ricordate l'anno scorso che avevamo a morire tutti con l'influenza porca? No, porca, suina. Dilla bene, e porca se è una cosa Cioè, non ci suina. davamo neanche la mano, poscando, avevamo la mucchina. Uno ci faceva, ciao, come stai? Ehi! E va. Cioè, ora praticamente non uccide più nessuno questa influenza, però abbiamo speso miliardi per comprare i vaccini, ora questi vaccini non sanno a colano a dare e lo Stato dice che costa di più refrigerarli che no il talle. E hanno deciso che iniettano a mare. Siccome a mare ci sono i pesci, oltre donna, spada, Sì, vabbè, tutti. tutto. Ed altro. Ed altro, Sì. butteranno i vaccini a mare. State attenti quando fate un bagno, se beccate un po' con una boccata d'acqua che c'è un vaccino, ci sono effetti collaterali terribili. Irsutismo, ogni pilo tanto, ad alcuni ce ne esce magari la cura. E c'è stata una signora che ci disse a una sua compagna di scuola, dice, ma che avete marito? Dice, siamo cresciuti assieme, abbiamo fatto di scuola assieme, è diventato un poco preciso. Ci provavo magari con mia. Tanto che ci disse, ma che fai? Un poco con mia? Lo sai che mi ha risposto? Dice, no. Chi? Allora, ma siamo chiesti, ma lascialo stare che è meglio, sta funzionando meglio la prima settimana di nozze. Quindi lo lasciamo stare. Sì, perché, vedete, la vecchiaia ormai non è più la vecchiaia di una volta. La vecchiaia di oggi è una vecchiaia tutto sommato bella, signor Vice Sindaco? Lei pare vecchio, ma non è che è vecchio, cioè per davvero c'è. No, nel senso che, signora, lei è la moglie, si può lamentare della vecchiaia di suo marito? No. No, quindi vuol dire che la vecchiaia l'abbiamo annullata, la vita media si è alzata, siamo arrivati ai 75 anni, ora ormai non puoi andare in pensione se prima non hai 35 anni di contribuzione. Adesso siamo arrivati a 61, ma dobbiamo salire. Dobbiamo salire e non ne costa fino a il 65. Lo Stato ti fa pagare 40 anni di contributi, poi si fa un calcolo, dice tanto quanto può campare ancora. E di pensione ti paghi a anni, ma tu ci hai pagato 40 anni di contributi. E comunque la vecchiaia non è più come una volta, ormai la vecchiaia è vissuta, anche perché per esempio una donna a 50 anni era considerata vecchia. Ora ci sono donne di 50 anni che danno punti a ragazze di 20 anni, sono bellissime donne, curate, uno fa, ci viene un cuore, per davvero. C'è questa chirurgia plastica, questa tecnologia che viene incontro, ci sono questi reggiseni push-up.
che tradotto alla lettera significa arricogli, scingi e spingi. Sì, no, veramente. Giusto. Ci siamo, come traduzione ci siamo. Sì. Poi ci sono le mutande che alzano i glutei. Cioè, c'è una mutanda che te la mette e ti spinge tutto quello che ti cade. Che è vero. Io avevo una compagna di scuola che aveva il culo talmente basso che ci puzzava di piedi. Si mise sti mutande pariano a brasiliani. Quindi ormai poi c'è la chirurgia plastica, c'è il botulino. Mischino a Berlusconi quando ci trarro il Duomo di Milano, il botulino scorreva a fiume con qualche traccia di sangue. Voglio dire, cioè, tutto è diverso, tutto è cambiato, tutto è trasformato, non ci sono più tante regole, anzi diciamo che proprio regole non ce n'è. Allora, l'unica regola che ci rimane, sapete qual è? Pigliamola a ridere. Charlie Chaplin diceva che una giornata senza una risata è una giornata sprecata. E noi non sprechiamo tempo. Ridiamo di più. Massimo Spada, grazie. Ci vediamo dopo Massimo. Grazie. Avete visto che poi il cabarettista, anche quando parla di cose molto serie, di argomenti importanti come la politica, come il vivere di tutti i giorni, poi ironizzando e facendo sorridere dice anche cose serie e impegnate. Facciamo i nostri saluti. Una cosa voglio dirla, in seconda fila, salvo Saia, c'è una speaker, una DJ radiofonica che lavora con Carlo Canebba al programma che si intitola Cannabis, no? Che è l'unica droga che non fa male, quindi per il resto evitatele tutte ragazzi, perché la droga invece fa male davvero e crea molti problemi. Chiara Kines, grazie, Radio Smile tutte le mattine, dalle 10 mi pare, no? Fino a che ora? Dalle 10 alle 13 quello zuzzurellone di Carlo Canebba e quella persona seria di Chiara Kines molte volte mi chiamano, mi ospitano, quindi facciamo un cambio, come dire, professionale. Radio Smile, Carlo Canebba e Chiara Kines. Allora, auguri, vai! Allora, auguri di buon compleanno a Ivano Nicastro che ci segue da 16 anni, cioè da quando insieme è cominciato nel lontano 1994. Ciao Ivano, auguri. Ciao Ivano e auguri. Poi. Un saluto veramente affettuoso a Maria e Maria Teresa. A Mario. Scusate, a Mario e Maria Teresa, sì. I due fiorentini di Sicilia. Sono di Valderice in provincia di Trapani, ma vivono a Firenze. A voi un saluto. Poi. Un saluto anche a Marcello Lo Monaco di Licata e alla sua famiglia. Loro ci seguono da Mannheim, sì. in Germania. In Germania, bene. Salutiamo Peppe 102, un palermitano che ha lavorato alle poste di Catania, città che ricorda con tanto affetto. È Grazie, molto bello ciao, quando Peppe. un palermitano si ricorda di Catania Infatti. e un catanese si ricorda di Palermo. Qua voglio l'applauso, perché mi piace mettere insieme tutta la Sicilia. Spero di riuscirci insieme a voi, vai. Poi. La famiglia Giardina di Arenzano in provincia di Genova manda un caro abbraccio a Ivana e famiglia di Villa Rosa e fa a noi di insieme un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Grazie, Crepi il lupo, grazie per gli auguri. Ecco, con che cosa cominciamo? Per quanto fortuna l'abbiamo presentata qui a maggio. Game, esatto, maggio, sono sì. già solo. Va bene, sono già solo. Singolo che è rimasto in classifica al vertice per 40 settimane. Disco di platino, vuol dire che questi ragazzi sono molto bravi e a me personalmente piacciono tanto. Grazie. Modà, vai! Grazie mille. Voi non potete immaginare quanto a me, che faccio questo mestiere veramente con passione, in maniera davvero piena di affetto per chi viene a trovarci, non potete immaginare quanto faccia piacere questo applauso per i Modà. Grazie. Perché qui da noi, caro Checco, è veramente tutto vero, spontaneo. Questo è il pubblico che chiede i biglietti, che arriva qui per vedervi, per sentirvi. Quindi quando reagiscono così,
Vuol dire che insomma che funziona, no? Ah, sei microfonato, bene, bene. Vuol dire che funziona, insomma, siete contenti di questo? Siamo felicissimi. Assolutamente sì. La gente per noi è il pubblico e i nostri fan sono la prima cosa, il primo motivo per il quale fino adesso, fino ad oggi, grazie, fino ad oggi abbiamo creduto in quello che facciamo, in quello di cui abbiamo sempre sognato, perché sai benissimo che arriviamo da un percorso che non è stato mai facile. È vero. E arrivarci dopo così tanto tempo è veramente perché siamo stati costanti, è vero, ma soprattutto perché c'è stata gente che ha creduto sempre in noi, oltre a una casa discografica di cui magari poi parleremo. Come no, adesso ne parliamo anche subito. Il nostro produttore artistico, c'è Brando, che oltretutto è catanese. Come no? Orazio Grillo, Brando, ciao Orazio. Però dicevo, Catanese soprattutto bisogna dare merito alle persone che ci hanno sempre sostenuto, quindi io li ringrazio tutti. Beh, allora fate l'applauso vostro che è il suo applauso nei confronti del pubblico, lo facciamo insieme al pubblico sempre. Senti Checco, possiamo anche dire, perché mi piace anche questo, visto che facendo questo lavoro con passione e cercando sempre di spingere tutti gli artisti bravi che insomma hanno grinta e vogliono emergere, possiamo anche dire che un po' questo fenomeno Modà è nato anche ad insieme. No, lo dobbiamo dire. Diciamo, perché... allora, dillo tu. No, io perché ne parlavamo poi anche dietro le quinte, mi ricordo che io mi ero seduto a quel pianoforte là. Sì, eravamo alle Ciminiere, quindi al teatrino piccolo delle Ciminiere. E suonavo Ti amo veramente, il nostro primo singolo. È vero. E mi ricordo che tu mi avevi detto perché non ti siedi al pianoforte e fai qualche pezzo di questo disco che io avevo presentato oltretutto. E tu cosa mi hai risposto? No, guarda, no, non lo faccio, certo. No, l'ha fatto ed è andato bene, quindi no, è andata bene, infatti mi piace pensare anche che insieme porti bene, insomma, che aiuti i nostri artisti, soprattutto i più giovani. Poi voglio dire anche che abbiamo presentato Ti amo veramente, quello che non ti ho detto, Sala d'attesa, siamo venuti a presentare questo, insomma, invitaci ogni volta a farci presentare i nostri nuovi lavori che porti fortuna. Va bene, grazie. Allora, Orazio, ce li mandi più spesso questi ragazzi? Grazie mille, è un grande piacere, poi per me è importante. Ma dove ti ho visto? Dove ti ho visto recentemente? A parte che a casa mia e a casa tua, dove ti ho visto? Dove l'abbiamo visto questo giovanotto? Ad Amici, vedi quanto fa la televisione, caro Orazio? Sì, sì. Che fai ad Amici? Cosa ci porta ad Amici? Diciamo, ti porta ad Amici. No, rappresento questa etichetta. Quindi nuova, fai uno dei giudici di Amici, uno dei 5 commissari basettoni, non ho più le basette. Sì, perché rappresenti questa nuova e giovane casa discografica che si chiama Ultrasuoni, che nasce da questa joint venture, no? Da questa unione di 3 grandi radio che sono RTL del nostro amico, per il quale chiedo un applauso, Lorenzo Surage, lo salutiamo, che doveva essere con noi stasera Lorenzo e non c'è per motivi di lavoro, quindi RTL, RDS, che Radio Dimensione Suono e Radio Italia, ed è un'etichetta che soprattutto sta dalla parte dei più giovani, sono degli artisti emergenti. Io ho iniziato proprio con loro perché era una band che seguivo da tanto tempo e secondo me bisognava fare lo scatto finale. Sono molto contento di quello che è successo quest'anno e poi l'etichetta è nata proprio per dare spazio alle cose vere, quelle forti. C'è anche un altro artista che voi c'è Luca Di Risio e continueremo, andremo avanti. Che è Luca Di Risio che verrà presto. Dal tutto, quando c'è uno forte sai che c'è sempre spazio. Applauso a Orazio, che da catanese, da siciliano. Grazie. Poi lo ricordiamo, Bopping Kids, Brando, insomma tante... E quant'altro. E quant'altro, mi piace. Senti però, scusami che con la curiosità, come sta andando Amici? Bene? Amici va benissimo. Va benissimo. Poi io dico sempre una cosa che ripeto tutte le volte che mi capita, la De Filippi è bravissima, può anche non piacere, De Gustibus, però tecnicamente, professionalmente, dal punto di vista della conduzione, io la ritengo forse una delle più brave in assoluto, con dei tempi proprio da orologio svizzero. Molto brava, poi innamorata di questa band, quindi a noi va da Dio, benissimo. Va bene. Anche noi siamo innamorati di lei perché... Io devo essere sincero, gliel'ho detto anche a Maria quando l'ho conosciuta, perché avevamo avuto modo di conoscerci in quanto ho collaborato anche al disco di Alessandra Amoroso eccetera eccetera. Ho detto guarda, io sono sincero, non ne avevo mai visti, c'è posta per te, Amici, queste cose qua, però poi quando l'ho conosciuta mi sono avvicinato di più ovviamente al mondo dei reality, ma soprattutto devo dire che umanamente è una persona meravigliosa. Davvero, io non la conosco personalmente, ma dalla televisione mi fa questa impressione. Viva Maria De Filippi, perché no? Benissimo, allora, abbiamo salutato tutti.
Manda i nostri saluti a lei. Possiamo dire, Orazio, che la Tolomeo Spettacoli, che cura il casting della trasmissione, sta lavorando per portare qui Alessandra Amoroso. Il singolo nuovo, Urle non mi sente, scritto da lui, faremo in modo magari di fare una cosa insieme. Questa due. sua presenza qui conferma che la Amoroso è in viaggio, insomma viaggia verso il Teatro ABC. Invece arriva al Teatro ABC, già che ci siamo e parliamo di amici, Valerio Scanu. Lo posso dire, maestro? 7 dicembre, Valerio Scanu, vincitore dell'ultimo Sanremo, qui, applauso per Salvatore Tolomeo. Ieri sera Loredana Errore e stasera ci godiamo i Modà. Ci vediamo dopo, anche perché ci sono delle domande che ti dobbiamo fare. Mi raccomando, Diletta vuole farti una domanda, Marilisa vuole farti una domanda, anzi Diletta, che è un po' curiosa, vieni Diletta, mi ha detto che tu tifi per il Napoli, però sei milanese. Sì, nel senso che sono nato a Milano, ma sono di genitori del sud. Mio papà è napoletano, mia mamma è calabrese, quindi sono un grande tifoso del Napoli sin da quando sono piccolino. Però io so anche che sei ascendente interista, quindi o vince uno o vince l'altro, tu alla fine sei sempre contento. No, scusami, una volta uno era ascendente toro, ascendente leone, ascendente cancro, ora è ascendente interista. No, io... questa non l'ho sentito dire mai. Vabbè. Per me se ci fosse Napoli-Inter, Napoli-Italia, sempre per il Napoli, assolutamente. Questo lo diciamo... Ho detto che tra le squadre di Milano, se ce n'è una che mi sta più simpatica dell'altra, ho detto simpatizzo più per l'Inter, ho detto questo. Vabbè, però vabbè. a parte che io poi sono uno sportivo, non vivo lo sport, cioè vivo lo sport perché mi piace in modo appassionato per il mio Napoli, ma non sono uno di quelli che... Poi sai che a noi piace che tu tifi per il Napoli, perché Catania e Napoli sono due città molto vicine. Oltretutto molto simili, devo dire che qui a Catania, quindi oltretutto qui a Catania non riusciamo mai a vincere. L'anno scorso è 1-0-0, quest'anno abbiamo fatto 1-1, vincevamo 1-0, ma avete fatto tipo 40 tiri in porta, se non ricordo bravo. male. Avete un portiere straordinario che si chiama De Santis. Allora, Modà, ci vediamo dopo col nuovo singolo, questo ennesimo singolo che va forte, che si intitola La Notte. Che fate la notte voi? Io scrivo, sì, loro non lo so. Damma camera, come diceva Funari. No, è la verità. Lo so. Sai che io lavoro molto di notte. No, ma scrivo, produco. La notte è il momento più bravo, perché tutti dormono. È vero o no, Orazio? Tu che fai la notte? Ma io adesso ho imparato a dormire. Non ho dormito per 30 anni, adesso dormo. Vabbè, vecchio rocker. Modà, ci vediamo dopo anche per presentare tutta la band. Grazie. Vieni, Diletta, andiamo in pubblicità. Il nostro angolo musicale. Allora, a me solitamente serve una persona, in questo caso scelta a caso. Scelta a caso, va bene. Io ho un oggetto da lanciare. Sì. Mi trovo solo questo piccolo Duomo di Milano. No. Allora, lo hanno già fatto. Non si può? Lo hanno già fatto. Cavalletto fotografico? Forse è meglio. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, vengo con te. Che c'è? A me piace. Lo so. Devo dirti una cosa, che piace anche questo vice sindaco di Villalba. La posso? Piace anche a me. Sì. Venga. No, non posso. Guarda, aspetta, non la lascio da solo. Venga. Tranquillo, venga da me. Applauso, venga da me. Lo possiamo portare. Aspetti, non la lascio da solo. Non la lascio da solo, ho bisogno anche di un altro uomo. Me la metti poi quell'altra che avevamo deciso per quest'altra persona, per favore? Un uomo che abbia delle qualità, quindi abbandonerei questo lato completamente. No, un uomo vero, un uomo anche... Mi può dare una mano cortesemente? Venga.
venga. Ecco, sì. Che bella questa, il Barba Papà! Guarda, hai riaperto una finestra nella mia infanzia, il Barba Papà, che bello! Buonasera. Barbidù. Allora, sì. Buonasera, ricostruisce il partito? No, siamo, mi pare, basta. Un po' retro. Conosciamo i nostri amici come se noi non ci conoscessimo. Ci conosciamo? No. Noi ci conosciamo? No. Quasi. No, però dico, quasi. Vabbè, allora vado da lui. Buonasera, il suo nome? Buonasera, Angelo. Angelo, perché ora è venuto volando? Non si sa. Allora, Angelo, di cosa si occupa, signor Angelo? Sono impiegato. Statale? Sì, no, quindi no. nell'ambito della delinquenza. Sì, importante saperlo. Anche lei, no, lei il suo nome, me lo dica che non lo so. Calogero. Calogero, un nome da uomo, Calogero. Allora, io volevo provare questo gioco che io non ho mai fatto e riguarda l'immigrazione assistita. Ora pro nobis. Allora, io adesso proverò col signore. Buonasera, lei si chiama Angelo, si rilassi, vedo che ha un... Vabbè, è andata così. Devo chiamarne 3, ho chiamato lui. Vabbè, allora, questo come si evince è un mazzo di carte. Proviamo a te... Ora pro nobis, linoleum. Allora, prenda una carta, acchiappi una carta, la guardi, la possiamo anche vedere questa carta, perché questa carta sarà come l'araba fenice. Lei sa chi è l'araba fenice? Rubi, risorge dalle ceneri. Allora, che carta è? 5 di picca. Allora, in che cosa consiste il miracolo? Adesso noi ne strappiamo un angolino, in modo che praticamente, ecco così. Anzi, facciamo così, guardi, finisca lei lo strappo, perfetto. Tenga l'angolino, lo tenga e lo metta in tasca. No, lo firmi, come fa ogni sera in questura, lei firmi sull'angolino. Firmi, ha firmato? Lei si chiama Angelo, la mette in tasca, questo è il permesso di soggiorno dell'araba fenice, si rilassi, sindaco, si metta a mollo, rilassato, come fosse... Così. Ora, in cosa consiste il miracolo, caro sindaco? Lei tenga il... Vice. Non si sa mai, non metta limiti alla provvidenza. Allora, questa carta noi la mettiamo qui, ok? Chiuda. Lecchi. Non lecca. Vabbè, è andata così. Allora, adesso poggi la carta qui, poggi la busta. Vabbè, facciamo una cosa. Tenga così. In che cosa consiste il miracolo? Allora, dunque, allora. Oh, non codico fuoco questa. Che bel momento! La carta che lui ha strappato, di cui mantiene il permesso di soggiorno, soggiorno, cucina, cameretta, bagno, soggiorno. Lei, quali sono i suoi hobby? Grazie. Allora, cerchiamo di andare avanti. Adesso, in che cosa consiste, caro vice sindaco, l'effetto? Dunque, io adesso le do una pistola, anzi, la do a lei, un pistolino innocuo, praticamente come una pistola. Ora, che cosa? Quella serve, Allora, questa pistola, tenga la pistola. Adesso, venga. Lei deve scegliere deve lanciare dove vuole. Aspetta, no, stai calmo. Non si ecciti. Appena dai un'arma a un politico, allora, aspetta, venga qua. Vede che io qui c'ho delle gomme da masticare che pongo qui. Poi ho una melanzana che pongo qui e della lattuga. Attenzione, a questo punto, sindaco e vice sindaco, lei deve mirare a destra o a sinistra o Futuro e Libertà? Dove vuole lanciare? Non c'entra, qui la politica non c'entra. Non c'entra. Miri dove vuole. Lanci dove? Spari, lei deve schiacci, però verso l'alto. Deve schiacciare. No, però deve mirare, sì. Poi sparo a destra e se ne va a sinistra. Allora,
Su dove? Allora, signorina, mi scusi, può prendere il razzetto per favore un attimo, grazie. Vieni. Buonasera. No, che fai? Faccia? Oh, ma com'è finita? Signorina, lei ha davanti a sé la lattuga, la melenzana o il pacchetto di chewing gum. Signorina, lei deve scegliere perché questo è il gioco dell'immigrazione assistita. Scelga liberamente uno dei 3 oggetti e la carta strappa. A me il permesso di soggiorno. Scelga 1, 2, 3, quale? La melanzana. La melanzana. Sì, la melanzana. Ha scelto la melanzana. È incredibile, io taglio la melanzana e non c'è niente, capito? Non c'è niente. Rimangono la lattuga e le chewing gum. Quale sceglie? La lattuga. La lattuga, vede, sindaco? Vice, nella lattuga, come si vede chiaramente, non c'è niente, ok? Allora, mi scusi. A questo punto rimangono incredibilmente... Angelo, ci sei? No, la scenografia Vabbè, è nuova. Angelo, ci sei, era molto coreografico. Va bene, attenzione, allora, venga qua, venga. Prenda lei stesso questo pacchetto di gomme che io non ho toccato. Apra. Devi togliere il cosino. Devi girare. E all'interno fai cadere per terra. Se ne c'hai. Apri come fosse una bustarella, sei impiegato. Dai. Spingi. Ah, porca così. Come cazzo così. Ecco. Apri, fai cadere. Non c'è niente. Allora che puoi fare? Il gioco è finito qua. Vedete, capisci? L'immigrazione assistita. Che fa che ha visto le mani alla tua età? Allora. Ma attenzione. Mi riporti cortesemente un attimo, grazie. Sì, cortesemente, grazie. Tieni, reggi la candela. Attenzione. Cosa ho qua? Salvo? Sì? Tutti pensano, signor Di Pasqua. Guarda. Grazie. La mia assistente Pamela. C'è crisi. Guarda, io apro e cosa c'ho qui dentro? Ma cosa c'ho qui dentro? C'ho di nuovo la lattuga. La lattuga. Ma dentro la lattuga. La signorina aveva detto la melanzana, bravo. È vero, la melanzana. Però... Sì. Vuoi prendere questo? Non lo tocco. Aprilo. All'interno c'è qualcosa? C'è una carta. Aprila. Manca un angolino. Prendi l'angolino che hai lì, che hai firmato, che hai strappato poco fa. Coincide, controlla se coincide. Sì! Il miracolo è riuscito! Grazie. Fiori. Sì, ma che fiori? Sono palmine di lattuga, com'è? Però, avete visto, la signorina aveva detto melanzana. All'interno della melanzana c'era pure il pacchettino di chewing gum. L'ha capito lui, l'ha capito. Devo dire, grazie, vice molto sindaco, simpatico grande, il vice sindaco di Villalba. È stato al gioco, complimenti. Grazie, Angelo. E grazie anche ad Angelo. Ma soprattutto, grazie allo straordinario Francesco Ciccio Scimemi. Vi voglio bene. Grande ritorno stasera d'insieme. Guarda che... Poi puliamo. Vai. Vatimmi. E che cosa sono passati? Gli unni, ci sono lattughi. I chewing gum è un peccato mortale, perché erano buone. Vabbè, d'accordo, Natale, facciamo così. Ma non è che il problema dei rifiuti... Scusa, Massimo Spada, microfono, che dici Massimo? Non è che il problema dei rifiuti lo devono avere solo in Campania. No. Magari neanche. Devo dire che purtroppo lo abbiamo anche in Sicilia, a Palermo per esempio.
Anche a Paternò c'è stato Sì, sì, però Bertolaso ha risolto il problema. Come l'ha risolto Bertolaso? Che tutti quelli che passano dall'autostrada ci mettono un sacchetto di immondizia, dice pure smistate. Ah, ho capito, quindi ognuno che passa da lì porta via la spazzatura. Sì. Dalla stesso, mi piace questa postazione per la nostra Diletta. Io non sono un animale, sono un essere che ama chi non c'è. Aria, ti respiro ancora assai nell'aria, ti scaccio ma ci sei. Voglia, tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale, io mi sento così male. E ci risiamo, grazie a Marilisa e Luccio, il nostro angolo musicale. E allora, aria d'estate, nel senso che lo abbiamo spiegato, così come abbiamo fatto anche in altre edizioni passate, in questo inizio di stagione, tra un'estate e l'altra, perché insieme comincia a novembre e poi va avanti sino al 22 di giugno, dicevo, tra un'estate e l'altra ci siamo noi a tenervi compagnia, e in questi mesi anche molto freddi, soprattutto per chi vive al nord dell'Italia oppure in Europa, quindi in paesi freddi come la Germania, il Belgio, la Svizzera, l'Inghilterra, insomma tutta l'Europa del centro-nord è molto fredda. Ecco, noi cerchiamo di portare un po' di calore. Intanto, anche voi che siete lontani, magari davanti a un camino, guardate queste 6 belle ragazze, Irene, Melania, Fanny, Carmen, lo so, donne presenti e anche donne che ci seguite da casa, lo so cosa vi aspettavate al termine di questa uscita, che io venissi fuori con uno slippino, magari con un tanga leopardato, Pippo? Lo so, veramente no tu, perché sei uomo, ma le donne a casa sì. E vabbè, per questa volta godiamoci questo bellissimo momento, grazie a queste ragazze che, lo ricordo, sono Irene, Melania, Fanny, Carmen, Lucrezia e Ludmilla. Sono tutte ragazze molto impegnate nel campo della moda, ma ce ne sono 2 tra di loro, alzate la mano, Irene e Melania, dove sono? Eccole qua, sono proprio in prima fila. Vedete che bella combassa che faccio, un gradino più su, Forse non lo dovevo dire, ma si capisce. Perché queste 2 signorine hanno fatto l'alta moda a Roma, se non sbaglio, quindi hanno sfilato su passerelle importanti e quindi è un vero piacere per noi averle qui questa sera. Grazie, grazie, ci avete fatto sognare un po', un po' di mare. Io mi immagino già sulla sdraia del Galatea da Citrezza, che meraviglia, tra qualche mese. Sarà così. Vi aspettiamo al mare di Sicilia, che è il mare più bello del mondo. Venite qui a svernare. Gli americani vanno in Florida, voi venite qui in Sicilia, che si sta bene, a Scoglitti, no? Nella spiaggia di Tolomeo, vicino Vittoria, da quella parte a Trapani, a Taormina, nel Messinese, a Caltanissetta mare non c'è, manca a Villalba, però a Gela, no? C'è un mare bello a Gela, a parte il petrolchimico, vabbè, ma su quello dovremmo aprire altre pagine. Va bene così, viva il mare di Sicilia, grazie! Grazie. Grazie ragazze. Io poi faccio queste cose e mi viene la nostalgia dell'estate, lo so. Allora i Modà sono pronti anche con qualche sorpresa, quindi non cambiate canale. Massimo, proprio una decina di minuti prima dei Modà, se vuoi, non dico dalla stesso, però ho visto che ci hai preso gusto a quel posto lì, No, ma lo sapi perché, signor La Rosa, glielo dico francamente. Me lo dica, visto che ci diamo del lei. Signor Spada, come i due bicchieresi che sono non mi paese. vergogno neanche a dirlo. No, non si vergogni. Queste ragazze, ho sentito quando sono arrivato che eravamo nella sala trucco, hanno 19 anni, 18 anni. E sono ragazze, giovani. Io ho una figlia di 23 anni. Io ne ho uno di 19, non me ne niente, che ne stiamo con danni elastici, non ho capito. E stare nei camerini di là che c'è tutto questo spazio e spazio a questi costumi, mi imbarazzo un po', allora preferisco stare qua in mezzo al pubblico, anche pensando di avere una figlia di 23 anni. Anche questo è bello, però diceva Manzoni, e questo per noi d'insieme è fondamentale,
perché viviamo così in maniera molto semplice, omnia munda mundis, quindi queste cose belle vanno viste con l'occhio giusto, con l'occhio dell'innocenza. Si vede che lei ha un guaccialito. Leggo. Anzi, dalla settimana prossima cominceremo anche un angolo letterario poetico. E allora ora diciamo nunc est bibendum et pulsandam terram. Qua ci voleva una cosa che non posso dire perché non dico mai parolacce, però ci stava quella cosa che come signora ci stava. Sì, no, traduci. E adesso bisogna divertirsi, dicevano i latini, ora bisogna bere e pulsandam terram era ballare, quindi divertirsi. Ma lo dicevano anche i greci. È vero. Nunc crino mai. Hai visto? Ora bisogna divertirsi. E ora basta, lasciamo stare. Dai, riflessione su che cosa? Nessuno. Sulla vecchiaia? Ma sempre su queste... sulla terza età. Sulla terza età, che poi in effetti non esiste più questa terza età, e se esiste è proprio quando passa i limiti. A proposito, ci tenevo a fare questa 10 secondi di raccoglimento per il Veneto, che ha subito questa alluvione che abbiamo subito anche noi a Messina e nella provincia di Messina, e sono morte tante persone. Loro non è che ci abbiano dedicato molto spazio nella Padania per questo evento. Siccome io mi sento italiano, c'è la mia solidarietà nei confronti del Veneti che molto stanno bello questo sicuramente subendo. Assolutamente sì, visto che anche in Veneto ci vedono, però concordavamo di dire questo, anche Massimo. Perché, se no i soldi che ne viene a mannare a Noaggi per Messina già i mannarono da Veneto. No, io voglio dire una cosa, non ci dimentichiamo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle messinesi che ancora dall'anno scorso vivono in condizioni di disagio. Anzi, noi ci torneremo in una delle prossime puntate, vedremo com'è la situazione, perché ho il timore che insomma altre emergenze altrettanto importanti e di cui bisogna occuparsi uno smottamento, un terremoto non si nega a nessuno. No, vabbè, ma a parte quello, non esistono tragedie di serie A e di serie B, quindi pensate anche ai nostri fratelli di Messina. Deve intervenire Bertolaso, che ci hanno a scrocchiare a Cefegale, perché non ne può chiudere tutti questi disastri. Vabbè, vecchiaia, dai, andiamo. Ma sa quanto c'è Lascia perdere, che cos'è? Brunetta. No, ce l'ha con lui. A me è simpatico Brunetta, è uno bravo. 100 euro. Ma non si sa, ma non è vero. 100 euro, miserabile. Non è vero, non si sa. Se non sappiamo i risultati, non le diciamo queste cose. Comunque. Allora, dai. Quindi la vecchiaia non esiste. Ormai la vecchiaia, da quando hanno inventato la pillola blu, lei non la vuole. Chiusa. Prodotti naturali, poi mi dici quale su. Signora, lei conferma? Ma lasciali stare, oggi guarda dove ci stiamo andando a impelagare. Perché allora. E c'è stata una signora qui a Catania di 87 anni che è entrata in una farmacia del centro di Catania, ha guardato il farmacista e ci disse io non mi accattare niente, c'è a fare solo qualche domanda. Ci prego signora, mi dica. E dice, ma se ci pare intera a nave? C'è mastice per la dentiera? Dice, certo. Grazie. Pannoloni per l'incontinenza? C'è anche. E un pappagallo? No, certo. Sì, abbiamo anche il pappagallo. No, aspetta, non è finita io. La pala? Sì, abbiamo magari la pala. I pinili blu, Cialis, Viagra, queste cose le abbiamo? Sì, ci sono. E i cateteri? Sì, signora, avevamo magari i cateteri. Grazie, arrivederci. E se ne. Il farmacista ci dice, scusi signora, mi tolgo una curiosità. Io ho risposto a tutte le domande. Dice, ma lei perché mi ha chiesto tutte queste cose? Sai, io ho 87 anni. La settimana scorsa mi feci zita. Un mazzito io avevo 92 anni. Un mese prossimo ne sposiamo. Ma sapere non amo a fare la lista di nozze. Perché vedi poi questi vecchietti sono simpatici. Poverina, hai saputo che ci successe? A chi? A cosa? Come si chiama il capo della Lega indiscusso? A Bossi? A Bossi.
ci scoppia una foruncolosi in dalla faccia. Ma quando mai? Ma ti stai inventando cose oggi che non sono vere? Ogni brufolo 1,5 kg. A Bossi? A Bossi. Bah. Ci voglio uno specialista. Ci si dice, ma è a Catania. Dal Terrone non ci vado. Ci tieni i brufoli. Ci vado dal Terrone e vinne. Io per la privacy non dirò il nome del medico che l'ha visitato, comunque l'ha visitato, ci si guardi senatore, il problema è risolvibile. Lei prende questa pillola nera una volta al giorno, poi questa pillola bianca una volta al giorno, poi si procura un po' di sterco di mucca, un po' di sterco di capra, un po' di sterco di cane, lo mescola e la sera lo applica sul viso, tipo cremina Nivea, crema notte. Possibilmente con uccello fanno, se non ha uccello fanno la gatta chi da Domopac, chi da che si mette e sta bene, un domani mattina sciacqua con acqua fresca. Fra 20 giorni lei non avrà più niente. Per davvero dopo 20 giorni Bossi non aveva niente, perciò tornavo a Catania per ringraziare il medico, ci disse però sono curioso, voglio sapere tutto, la pillola bianca, a che serviva? Dice per l'infiammazione generale. E la pillola nera? Dice proprio un po' brufolo in particolare, in chilo e 2 che aveva spasso. E la cacca? Dice no, questo fu un piacere che mi posso passare io. Noi siciliani siamo piacerosi, non è che ogni tanto ci vengono queste sparate. E ritornando alla vecchiaia, la signora ci piace questa signora. No, la signora vuole conoscere il nome del dermatologo, no? Cioè, un dermatologo così simpatico lo vogliamo conoscere subito, no? Sì. E ritornando alla vecchiaia, insomma, i guai della vecchiaia si sanno quali sono. Se uno ci piace mangiare, non lo fanno mangiare più. Se uno ci piace, tutte cose ci fanno male. Se fuma o fumo pare un annuncio mortuario, il fumo uccide lentamente, dice meno male perché io prescia non hai. Ci fu un bicchierello che si accattò un pacchetto di sigarette, c'era scritto il fumo provoca l'impotenza, il bicchierello con l'impotenza attesava. Tornavo a re, ci disse non si sediassi, mi cangia a cucchi di roba cancro, che mi fa un'impressione. No, perché? No, ma... a proposito di questo, se ci sono colpi di gioventù, a proposito di questo, siccome c'è un vecchietto che conosco sotto casa mia, ha 85 anni, e ogni mattina se ne va dal medico curante, c'ho rapido il studio, cioè è piazzato già che aspetta il medico curante. Appena arriva il medico curante, il d'Italia ci fa... Dottore! Io non segno più chi di una volta. C'è chi vuole mia. Voglio tornare chi di una volta. Se non ci può tornare. Perché non ci posso tornare. A mia, a testa, mi funziona. E il resto che non mi accompagna. Dopo 20 giorni che ce l'aveva nello studio il medico pur di levarselo di torno, ci si vuole tornare chi di una volta. E quindi io una cavigno, sa mangiare pane, e quando me ne ha mangiato, che assai se ne mangia e più picciotta diventa. Mo poteva dire subito, disgraziato. Mi sciva il signore del panificio dove era cliente da 40 anni mangiava solo una rosetta. Il panettiere provava a vendergliene 2 e lui ci faceva no, perché poi ho detto. Da mattina già si il panettiere che non usciva, c'è una rosetta. Comincia a mucchiare di 17 kg di pane. Ma visto che poi ci diventa loro. Finché allora sapevo, magari tu lo sapevi. E quindi finale Massimo, perché poi sulla vecchiaia potremmo stare una sera intera, no? La vecchiaia possiamo stare una sera intera. Che il vice sindaco una volta... Lei ne ha nipoti, vice sindaco? Certo, sicuramente. C'ha dei nipotini, quanti anni hanno? 5 e 9, vai. Ha portato quello di 5 alla villa, no? Ah, sì. E il bambino è caduto, si è fatto male al dito, vero? Dallo scivolo.
e se n'è andato dal nonno, il vice sindaco, e ci disse, no, mi ho fatto male al dito. Sì. E lui dice, bebe Roma core, che mi conta mia? O andare alla farmacista e fattere chirurgia. Il vicino tornavo dopo 10 minuti e ci disse, no, la farmacista mi ha dato una pomata che messa sul dito mi è diventato dritto e duro. Allora un anno ci disse, duro un anno, sono membresso questa pomata, domani mattina ti faccio trovare 5 euro in do comodino. A tipo succi quando ci carrendo al vicino, no? Il vicino la mattina si susio e trovavo 20 euro. Io nonno, mi avevi detto 5, ne ho trovato 20, dici, chi ci hai messo da nanna? Ci siamo giocati l'estate. No, va bene. Sai perché stasera ti ho chiesto questa riflessione sulla terza età? Perché noi abbiamo un pubblico veramente... Vice Sindaco, lei non si è offeso. No, ma il Vice Sindaco è una persona di spirito, è uno molto simpatico. Facciamogli un applauso al signor Plumeri, salutando anche l'altro Plumeri che è il sindaco di Villalba. Magari fossero tutti così politici alla mano, simpatici. Sape come si dice, in Sicilia con una vasata si risolvono tutte cose. Si pagano tutte cose. Signora, complimenti per l'uomo vero che si è scelto. Perché non tutti hanno questo spirito di sacrificio, di immolarsi. Vabbè, non c'entra. Dello spettacolo per i fini. Lei è veramente una persona ma io volevo dire una cosa sugli anziani, insomma, sulle persone più avanti negli anni. Noi abbiamo, per fortuna e per grazia di Dio, un pubblico trasversale, cioè ci seguono i bambini, ci seguono i giovani, ci seguono le persone più grandi, ci seguono le persone più adulte. Però devo dire che una buona parte del nostro pubblico è proprio rappresentato dagli anziani, ai quali questa trasmissione fa molta compagnia. Ora, siccome ci sono purtroppo troppi anziani da soli, io vi chiedo innanzitutto di non lasciarli da soli, di accudirli, di assisterli, di renderli e farli sentire vivi. Andate a fare compagnia e visita un nonno. Pensano le rumene. Non si può fare un discorso serio. Massimo Spada, vabbè, mi arrendo. Grazie. Mi arrendo. Vieni Diletta, lo faccio con una ragazza giovanissima, quindi assistete gli anziani che sono un po', come dire, il patrimonio storico anche della nostra civiltà, insomma sono la nostra memoria, sono coloro i quali portano avanti le tradizioni. Fatevi raccontare, io mi facevo raccontare tante cose belle dai miei nonni che purtroppo non ci sono più e tante cose siciliane, vere, tipiche, antiche, le ho proprio apprese da loro. Ci siamo, eccoli pronti, modà! Allora c'è un altro singolo che si intitola La notte, che è primo in classifica da 1 mese e mezzo, quindi dopo le 40 settimane di Sono già solo, adesso 1 mese e mezzo di leadership per la notte. Loro hanno vinto i Wind Music Award su Italia 1 all'Arena di Verona, su Rai 2 hanno partecipato e vinto al Venice Music Awards e stasera vincono, perché se lo meritano, l'applauso del grande pubblico d'insieme. Modà, vai! Aizzo le folle, anche se non è necessario. Allora, adesso ci sono 2 domande, una di Diletta, una di Marilisa, però ti chiedo, mi presenti questi componenti della band? Volentieri, ti ringrazio che me lo chiedi, perché sull'applauso, tanti si dimenticano, ma noi siamo una band. No, ma ci mancherebbe altro. Vai. Allora, alla chitarra solista abbiamo il cuore rock che è Diego Arrigoni. Al basso abbiamo il pastore delle valli che è Stefano Forcella. Alle chitarre ritmiche abbiamo Cuore di burro Enrico Zapparoli. E poi abbiamo l'amante dei furetti e delle marmotte e dei gatti, la mascella di Rich Forrester, Claudio Di Rani. Bene. E poi abbiamo, lo dite voi, la voce di... Checco Silvestre. Vieni. Allora, vieni Diletta. Marilisa, credo che volesse tornare un po' indietro, perché? Dimmi. Alla canzone Sono già solo. Sono già solo. Sì. Sono già solo, sì. Volevo sapere, essendo, a parte che la canzone è bellissima, però parla di un amore un po' tormentato, violento, diciamo. Un po' forte, si parla di un raffi, po' forte. no? Volevo sapere se è una canzone autobiografica oppure no. Ma autobiografica io penso
boh, non so se è la parola giusta, nel senso che io quando ho scritto questa canzone ho pensato che ognuno di noi, e forse è stato proprio questo il messaggio della canzone e il successo della canzone, ognuno di noi nella nostra vita ha qualcuno nel cuore che non dimenticherà mai. Qualunque cosa succeda nella sua vita ci sarà una persona che non dimenticherà mai completamente. Allora, e questa persona sistematicamente non si sa perché, ma ogni tanto quando tu pensi di averla dimenticata ricompare. E ti lascia dei segni particolari. Forse è proprio per questo che io dico ci graffiamo per non far guarire i segni, forse perché non c'è la voglia di dimenticare. Io l'avevo capito, sai, ma tu me lo hai confermato. L'avevo capito, direttino mio. Vai, Diletta. Allora, noi sappiamo, anzi io so anche che tu ami la musica, ma la musica ama anche te tanto, ed è forse anche questo il motivo per il quale voi siete riusciti ad avere questo grandissimo successo. Però noi donne, devi sapere caro Checco, siamo un po' curiose, io e anche tutte le ragazze presenti al teatro. Le donne, anche gli uomini sono curiosi, anzi forse un po' di più a volte. E allora vorremmo sapere se tu hai un amore contraccambiato anche da una donna. Hai? O solo dalla musica? No, anche da una compagna, sì. Attenzione, Mannaggia, perché una ragazze, volta gli artisti venivano qui tranquilli perché ci vedevamo solo su Antenna Sicilia. Ora ci vediamo nel mondo, attento sì, a quello ma niente che di dici. serio, è una roba così. Ragazze, che volete fare? Mi proponete? Va bene, quindi No. anche perché poi insomma di amore si parla sempre, in tutti i modi. Allora, Modà avrebbero dovuto terminare qui la loro partecipazione. Ecco. Vedi che io le conosco e li conosco bene. Scusami, capisco che è un tormento per voi, però è un grande successo. La dobbiamo fare. La facciamo proprio, ci lasciamo così fra un quarto d'ora. Quello che non ti ho detto, virgola. Tra poco c'è, ho già parlato, e tu pensi che te lo chiedevo senza parlare? Okay. Orazio Grillo Catanese, capito? Modà, grazie! Vieni, Diletta. Allora, Ultrasuoni, questa nuova etichetta musicale nata dall'unione di 3 grandi radio, RDS, Radio Dimensione Suono, RTL con il mio amico Lorenzo Suraci e Radio Italia. Ultrasuoni per i Modà che arriveranno col CD a febbraio. Sì, si presenta Francesco Scimemi. Allora, ultima pubblicità, gioco di Francesco Scimemi e poi scusami, un pare che curri, no, in questa canzone, però è meravigliosa. Modà tra poco, andiamo in pubblicità? Pubblicità, rimanete insieme a noi. Va bene, vai, io non mi muovo, a dopo.